I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring the Sally when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up. Agonismo, ma anche cultura. Lo sport è una realtà in continua evoluzione. Le sue innovazioni vanno discusse ed analizzate per verificare se il percorso metodologico è corretto, se la strada intrapresa procede nella giusta direzione. Il convegno di studio e aggiornamento Atleticamente lo fa dal 2005, coinvolgendo gli studiosi più accreditati a livello internazionale e proponendosi sempre più come un appuntamento fisso tra i più apprezzati a livello scientifico. Nell'edizione 2011 una giornata dedicata al confronto organizzativo internazionale ed una all'approfondimento tecnico-scientifico. Altissimo livello, abbiamo fatto un confronto sull'organizzazione dello sport e dell'atletica nel mondo, in Europa e in Italia nella prima giornata di sabato, e abbiamo fatto invece un doveroso tributo alla memoria di Carmelo Bosco, un grande scienziato, uno dei pochi che è riuscito a coniugare laboratorio e campo. È famoso per le pedane, ma per noi è famoso perché ci ha aiutato ad allenare bene gli atleti, di altissimo livello con il professor col professor Comi, che è stato il suo maestro e che è venuto dalla Finlandia e che ci ha onorato, che è la massima autorità mondiale sulla fisiologia dello sport. Ma partiamo dalla giornata di sabato. Numerose le personalità europee in un dibattito dalla grande importanza per l'atletica italiana. Sono venuto qua per parlare dal nostro sistema di alto livello che abbiamo cambiato fa 3 anni in Francia per aiutare la cooperazione tra la squadra italiana e la squadra francese, perché l'Europa non deve essere unicamente politica o economica, può essere anche sportiva. Abbiamo trattato non per comparare o giudicare, ma soltanto per migliorare la performance della squadra italiana e della squadra francese. Conoscere quello che succede nelle altre nazioni è molto importante, e soprattutto per quelle nazioni che in qualche modo ci stanno anche davanti, e quindi trovare il sistema assieme a loro di avere idee nuove, nuovi progetti e nuove situazioni da poter casomai avere anche noi e trovare una strada insieme a loro. Questo confronto è nelle aspirazioni nostre di non fermarlo qui, ma di trovare occasioni, momenti di ulteriore scambio continuo con i partner che qui sono stati presenti e che entreranno in un contesto anche più allargato del progetto Talento, del progetto Juniores del Comitato regionale, che vedrà rapporti continui con le nazioni qui rappresentate. Nella seconda giornata, ricordando Carmelo Bosco, tecnica e scienza a confronto. Carmelo ci ha dato molte idee in passato, ci ha aiutato a crescere sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista tecnico. Ricordare quello che lui ha fatto e anche capire quello che possiamo fare grazie alle idee che lui ci ha dato, agli spunti che lui ci ha dato, credo sia molto importante per noi. The need of this kind of symposia or seminar is very important. That will open up the eyes for the future ideas, how to organize the sport better, how to do good scientific work and how to apply the scientific work in practice. L'atletica ha bisogno di un colpo di reni, come si suol dire, perché ormai siamo vicini alle Olimpiadi e abbiamo bisogno che la regina degli sport sia punto di riferimento per tutto il movimento sportivo.